Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dal Palace Schweitzer di Mantova. È la 15ª giornata della Serie A, quinto e l'ultima del girone di andata, e si affrontano Savia Testa Mantova contro Global Work Capurzo, una partita con obiettivi differenti. Insomma, ci siamo, braccio teso, via, partiti con il fischio d'inizio di Savia Testa Mantova. Ci prova, attenzione, Micoli con la sua avanzata, lascia la porta vuota, arriva Grandinetti, bravo però Cabeza a strappargli il pallone, a lanciarsi in avanti, sfida tutta la difesa, Cabeza! Micoli ci mette una pezza, 1-2, abracadabra, la palla sfila, si fa vedere sul secondo palo di Misael! Si rimbalza da una metà campo all'altra, attenzione a Misael, le sue accelerazioni sulla sinistra, qui calcia molto bene, trova la risposta puntuale di Micoli. Sale Cabeza che è tornato in campo, doppio passo, spara! Buona gol! Cabeza! Boom! Una vera esplosione, il suo sinistro, e invita il pubblico a esultare con lui. Doppio passo, la palla c'è, la palla non c'è, e poi un siluro sotto l'incrocio dei pali. Entra sicuramente nella top goal di questa settimana il gol di Cabeza. Mamma mia, che golasso di Cabeza! Il sorriso dei compagni, il suo. Attenzione a Perry, la posizione ghiotta. Perry, botta, risponde presente Tondi. Attenzione a questo pallonetto vicinissimo che vale il pareggio della Global Work Capurzo. Gol strano che più strano non si può, il pareggio dopo 8 minuti e un secondo, il segno della croce e l'esultanza per Juan Perry. Rivediamo tutto perché è davvero un gol rocambolesco. Tondi fa impennare il pallone, guardate qua, di testa un pallonetto di Perry. Circa 30 minuti effettivi su tutti i campi. Cabeza porta via il pallone, si autolancia, Cabeza! Cabeza! È in versione Superman quest'oggi. Qui ruba il pallone, va in fondo e spara stavolta con il destro. Uno di sinistro, uno di destro. La Savia Testa Mantova è di nuovo in vantaggio. Vediamo il replay, è scivolato anche il suo avversario. Cabeza ne ha approfittato, ha provato a chiudere il ritardo Giannattasio. Cabeza sempre con una prepotenza. Non andare all'intervallo sotto nel punteggio. Lancio lungo, Tondi si avventura in avanti, qui rischia tantissimo. E qui l'errore di Tondi è grosso, è grave. Ne approfitta la Global Work Capurzo per pareggiare con l'Amas. Eccolo qua, il graffio della Global Work Capurzo. Guardate il lancio con Tondi che esce di petto male. Prova Chilli, lo ferma Pires, gran transizione, trasformata in azione offensiva. Pires, para Tondi. Sott'occhio per la Global Work Capurzo, attenzione però alla sua azione d'attacco sulla destra, sterzata, tiro, Tondi in due tempi. Palleggia ora la Savia Testa con Wilde, lanci in avanti, Cabeza lo mette giù, molto bene, affronta l'avversario, Cabeza perde il pallone, arriva a rimorchio il tiro di Caiche, bravissimo Micoli. Ha dovuto abbatterlo Giannattasio, punizione, Wilde no, si defila, c'è Cabeza che prende la rincorsa, calcia! Trova i pugni di Micoli, nulla di fatto. Là. Scavetto, palla portata via, poi l'assist per Caiche. Cabeza, attenzione in giornata, punta Pires, Cabeza va dentro, ancora Cabeza, è incontenibile. Attenzione però questo attacco del Capurzo. Sì, il risultato di Napoli appunto venisse grosso modo confermato, mentre Cabeza si rimette in marcia sulla sinistra. Sale, pensa al tiro, ci prova dalla gran distanza. Paratondi che poi cerca un gran pallonetto, mamma mia, cosa stava per fare? Palla in fascia per la scorribanda di Perry, dribbling, assist, salva tutto Wilde, due volte Wilde fa il portiere. Senza usare le mani, la prima è scivolata, la seconda col petto, se non ho visto male ha avuto anche la lucidità e la capacità di mettere le braccia dietro il petto. Non è finita, Pires, la risposta da parte di Tondi, ma poi la porta è vuota, palla fuori, piattone di Leleco, la palla va da Giannattasio
quindi Pedrigno per Ike, all'indietro, intercetta Taurisano che può andare in porta. Taurisano trova l'opposizione di Micoli quando stiamo per arrivare a metà frazione. Pallone fuori, Cabeza, Mascherona, quindi Vilde calcia, trova le manone di Micoli nell'ultimo quarto di gara, ovvero negli ultimi 10 minuti del match. Attenzione a Cabeza, spalla alla porta, spintonato, resiste Cabeza, ancora lui, ancora Cabeza, è incontenibile oggi e lo segna ancora una volta, bellissimo. Prima di potenza vince il contrasto, cade a terra, si rialza, prende il pallone, dice ci penso io e poi lo manda all'angolino laddove non può nulla Micoli. Cabeza, 3-2 per la Slavia Testa Mantova. In banda, pallone alzato, solita trama, Ike però la palla resta lì, allora arriva Lamas, Pires, finta, Pires salva tutto in maniera miracolosa Caike che è tornato come un flash verso la linea di porta. Rivediamo il replay, scambio fra Lamas e Pires, destro, e riesce a salvare tutto il 25 biancorosso. Cambio un po' avventato, infatti la difesa è un po' impreparata. Calcio d'angolo per la Slavia Testa, pallone alzato, contropiede, attenzione a Pires che si autolancia, Pires sotto misura, difende il pallone dall'attacco di due avversari e poi trova il tocco delicatissimo vincente, ancora lui, ancora Pires, doppietta per il 7 ed è di nuovo parità, 3-3. Leleco non ha speso il fallo, Taurisano in ritardo neanche, Tondi è uscito ma non ha trovato la ribattuta, la risposta sul tocco ravvicinato di Pires. Leleco, Vilde, dribbling, finta, dentro, il pallone recuperato, la porta è vuota, pallonetto fuori. Pulso a 5 secondi dalla fine, 4, 3, 2, 1. Palo, incredibile quello che è accaduto nell'ultima azione della Global Work Capurso che ha smarcato alla conclusione il numero 7 Pires. Vediamo il replay in tempo rispetto al suono della sirena, palo di Pires, arriva Ike, palo di Ike, arriva in tap-in Lamas, ma il tempo a quel punto era scaduto e allora finisce 3-3 con un brivido finale per la Slavia Testa Mantova. Questa partita col gol la Global Work sarebbe andata alle Final 8 e invece resta fuori perché decima in classifica all'8° posto e quindi alle finals di Coppa Italia di Serie A ci va la Sandro Abate. L'Active Network a pari punti ha perso lo scontro diretto e nona, la Global Work è fuori dalla zona playout ma è decima, è fuori anche dalla Final 8 di Coppa Italia. Ci siamo divertiti in volata verso il giro di boa, è stata davvero una gran bella partita qui al Palace Weiser fra Slavia Testa Mantova e Global Work Capurso, è finita 3-3 e da parte mia, da parte di Matteo Magnarelli, il grazie per essere stati alla nostra visione e ascolto, l'arrivederci alla prossima partita della Serie A, quinto nel girone di ritorno.